avete fatto un sorriso pazzesco quando avete visto le foto, no? Entrando nello studio, è vero? Sì. Americo l'ha fatto ciao, quasi ad abbracciarlo prima. Sì. Beh sì, ci stanno abbracciando questa scenografia, quindi veramente un abbraccio. È bella, emozionante. Il volto e il sorriso di loro figlio accolgono nello studio di Ring mamma Laura e papà Amerigo, che insieme a Chiara Pelizzoni hanno firmato il libro Sammy, una vita da abbracciare, con prefazione di Giovanotti, dove a raccontare il giovane biologo di Tezze sul Brenta, affetto da progeria, scomparso a 29 anni, sono i destinatari delle lettere che Sammy aveva scritto dal 2017 fino alla sua morte nel 2024. È stata anche una scoperta bella. Noi conosciamo tutte le persone che hanno ricevuto queste lettere, però è stato bello ascoltarle mentre ripercorrevano un po' quello che hanno vissuto assieme a Sammy. Mamma e papà, il suo fisioterapista, la sua psicologa, i vicini di casa, la sua famiglia americana. Sammy si è rivolto a quelli con i quali ha percorso i tratti di vita più lunghi. Lui che dormiva poco, lavorava di continuo, che il suo cervello non lo metteva mai in pausa. Anche se ultimamente gli chiedevo di rallentare un attimo, di prendersi una pausa, insomma di respirare un po', e lui mi diceva no, non ho tempo adesso, lo farò più avanti. Non so quante vite avesse vissuto, perché tantissimi progetti, tantissime cose con gli amici, la ricerca, una start-up sulla genetica, tantissime cose. Mai scoraggiato, mai sconfortato, sostenuto da una fede cementata dallo studio, dalla conoscenza. Della progeria sapeva da sempre e fin da piccolo l'aveva accettata. Quando io gli chiedevo di pregare, di chiedere a Gesù di farlo guarire, che Gesù ascolta i bambini, e lui mi rispondeva molto serenamente: no mamma, perché se io sono nato così vuol dire che Gesù ha un progetto su di me. Voleva capire i meccanismi del mondo, Sammy, quelli che ha sempre cercato nella scienza e nello studio delle religioni. Anche grazie a lui, per rallentare la progeria, c'è ora un primo farmaco. Queste le sue parole dopo aver trascorso 5 giorni al CERN di Ginevra. Quello che sembra impossibile può diventare possibile. Come diceva Einstein, qualcosa è definito impossibile finché qualcuno arriva, non sa che è impossibile e la fa. Sammy è vivo, dice papà Amerigo, lo è grazie all'eredità che ha lasciato e che gli stessi genitori hanno scoperto e stanno scoprendo poco a poco. Ha seminato tanto e ha seminato bene, sono le parole di mamma Laura. Le persone che ci fermano, che ci telefonano, ci scrivono per dirci semplicemente grazie di averci dato un figlio così, mi ha fatto del bene, mi ha aiutato. E sono cose che veramente ti riempiono. La sua partenza è stato un vuoto immenso, ma adesso queste testimonianze ci riempiono, ci fanno stare bene, ci fanno andare avanti.